Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, perdonatemi, comincio col dire questa cosa, perdonatemi se indosso gli occhiali da sole, però purtroppo mi sono ciecato un occhio da solo, già da qualche ora veramente, però mi sta continuando a lacrimare e visto che ogni tanto ho necessità di chiuderlo, per evitare bruttezze grafiche oltre la mia persona, ho deciso di indossare gli occhiali, quindi perdonatemi questo piccolo problemino. Detto questo, ci ritroviamo qui oggi per fare una sorta di live reaction alle maglie del Cagliari, anche se in realtà le ho già viste. Per chi non lo sapesse o per chi ancora non l'avesse viste, ricordo che il Cagliari non ha più Adidas come sponsor tecnico. C'era un contratto in scadenza o in scadenza oppure non è stato rinnovato, comunque finiva il 30 giugno del 2022 e il Cagliari ha scelto iSport, scusate, come nuovo sponsor tecnico, un brand sardo e quindi appunto Adidas non sarà più il fornitore di magliette per le prossime stagioni. Detto questo, io direi di andare subito a guardare le nuove maglie del Cagliari. Eccoci qua, siamo sul sito del Cagliari, però prima vi volevo far vedere una cosa. A chi fosse piaciuta la prima maglia dell'anno scorso, quella targata Adidas, devo far sapere che le maglie dell'Adidas erano maglie da catalogo. Cosa significa maglie da catalogo? Le maglie da catalogo sono quelle maglie che la maggior parte dei brand più rinomati e più famosi, Nike, Adidas e Puma principalmente, forniscono a club di minore importanza pur di avere una maglia griffata con il loro marchio. Questo perché? Perché essendo loro brand importanti e essendo queste sponsorizzazioni che non vengono fatte con Adidas direttamente ma con società terze, vengono affidati dei kit già pronti a cui bisogna modificare soltanto il colore. Questo sostanzialmente sono le maglie da catalogo. La maglia che aveva il Cagliari l'anno scorso non era l'unica ad averla. Non era l'unica squadra ad avere quella maglia, perché l'anno scorso, come vedete qui, la San Benedettese aveva la stessa identica maglia. Non mi credete? Ecco qua. Questa era la maglia della San Benedettese lo scorso anno ed è esattamente la maglia del Cagliari, solo che il Cagliari o qui adesso non ricordo bene, aveva una manica blu o forse tutte e due le maniche blu, però stiamo parlando della stessa identica maglia. Questo significa avere maglie da catalogo e secondo me sotto questo punto di vista il Cagliari, passando ad iSport, ha fatto 1000 passi in avanti, anche semplicemente per questo motivo. Però io direi subito di andare a vedere le maglie della prossima stagione, perlomeno la home, la away e la maglia del portiere, perché per il momento sono uscite queste, manca soltanto la terza. Andiamo a vedere la prima maglia. Vediamo anche che il prezzo è comunque, direi, legittimo, cioè medio basso anche per quelli che sono gli standard di maglie da calcio. Stiamo parlando comunque di un prezzo elevato perché siamo sui 90 euro quasi, però ci sta se andiamo a vedere i prezzi in generale delle maglie. E questa è la home del Cagliari 2021 scusate, 2022-2023. Allora, vediamo che innanzitutto è ritornata una trama normale, una home normale, come siamo abituati a vederla da anni a questa parte delle maglie del Cagliari. Adoro il fatto che ci sia questo spezzato, ovvero blu, rosso, blu, rosso. Mi piace da impazzire questa alternanza. E poi abbiamo un colletto sempre con le tonalità rosso-blu e abbiamo dei dettagli dorati, degli inserti dorati su giromanica e sul colletto, che secondo me da parte di iSport sono stati veramente azzeccatissimi. Sono stati veramente azzeccatissimi perché evitano di rendere la maglia monotona. C'è anche un altro dettaglio che spero di riuscire a far vedere zoomando all'infinito praticamente la maglia, che è questa trama presente molto molto in trasparenza. Una trama molto molto bella che va a rimarcare anche ovviamente le radici sarde sia del brand che ovviamente della squadra, essendo tutte e due sarde ma in particolar modo di Cagliari.
un giudizio adesso così su due piedi, vi dico, il font dello sponsor a me non fa impazzire, è ritornato questo Sardegna così, non mi piace per niente. Lo sponsor sotto, cioè la scritta Isola dell'Artigianato sotto, è di un font veramente di un anonimo impressionante, però tutto sommato non vanno a rovinare quella che è la bellezza della maglia. Sono molto curioso di vedere quale sarà il font dei nomi e dei numeri, perché io sono fissato su queste cose e quello inciderà molto sul giudizio finale. Però per il momento vi posso dire che è un 8. Veramente bellissima, si sono superati secondo me. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate, ma credo che il giudizio sia abbastanza unanime. Penso sarà molto molto difficile trovare un qualcuno a cui non piace questa maglia. Andiamo a vedere la maglia Away, ovvero la seconda maglia ovviamente bianca. Adesso la ingrandiamo ed eccola qui. Anche qui maglia veramente molto 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 bella. Vi dirò, nonostante lo sponsor abbia utilizzato veramente tantissimi colori nel logo, ci sta. Anche il colpo d'occhio è molto bello, perché col fatto, molto bello, non dà fastidio, perché con il fatto che la maglia è bianca, nonostante abbia anche questa una trama sotto, non va a dare fastidio all'insieme. Belli anche i dettagli che partono dal colletto fino ad arrivare alla manica, veramente molto belli, tra l'altro invertiti, perché sulla spalla destra avremo una striscia rossa e poi sulla manica un pezzettino blu, mentre dall'altra parte avremo l'inverso, a sinistra avremo una striscia blu che parte dal colletto fino alla manica e poi sul giromanica un pezzettino rosso. Tra l'altro bella anche l'alternanza di colori tra il logo dello sponsor tecnico e il logo del Cagliari, e come vi accennavo prima anche qui è presente una trama forse leggermente più difficile da notare rispetto alla prima maglia, perché va un po' in confusione, però se non erro si tratta della scritta Cagliari ripetuta all'infinito per tutta la maglia. Adesso provo a farvela vedere in qualche modo, magari qui se compare. No, compare solo la maglia home, perfetto. E vabbè, fidatevi. Tra l'altro apprezzabilissimo il dettaglio dei quattro mori sul colletto, sul collo, veramente molto molto bello. Se la maglia di prima era un 8, questa secondo me è un 10. Questa secondo me è un 10. No, 10 no, 9. Una delle seconde maglie più belle che abbia visto negli ultimi anni. Molto molto bella. Ed andiamo poi alla maglia da me un po' più superflua, ce l'ho fatta, che è la maglia del portiere. Io non ho mai portato, non ho mai avuto una particolare passione o predisposizione per le maglie del portiere. Le ritengo un po' fini a se stesse, atte semplicemente a creare una maglia per evitare che il portiere si confonda sia con i nostri che con i giocatori avversari. Però qui abbiamo una chicca. Abbiamo questa maglia arancione. Tra l'altro questa trama qui centrale forse è un po' troppo evidente. Io l'avrei opacizzata molto molto di più e l'avrei messa quasi in trasparenza come sulle altre due maglie. Però abbiamo una chicca, perché secondo me questo è stato un chiaro rimando all'ultima stagione del Cagliari in Serie B. Ovviamente stiamo parlando della 2015-2016, dove la terza maglia era arancione. Credo e penso sia un rimando a quella stagione che fu molto buona, e lo apprezzo come maglia da portiere. Penso ci stia, perché non ci sono squadre arancioni in Serie B, quindi ci sta. L'unica pecca è appunto questa trama, che secondo me poteva essere messa molto molto più in trasparenza. Tra l'altro belli anche questi dettagli sulle spalle
il rosso e blu. A questa do un 7, se fosse stato più trasparente questa trama avrei dato anche 8. Quindi, giunti alle conclusioni, cosa possiamo dire del lavoro di iSport? Io direi che per il momento è promosso a pieni voti. Ha fatto veramente un ottimo lavoro. Mi aspettavo un ottimo lavoro. Molti credevano che oltre alla retrocessione sul campo, iSport fosse stata anche una retrocessione a livello di sponsor tecnico. Però così non è stato. E un motivo ve l'ho detto prima. Con Adidas è vero, avevamo una maglia con scritto Adidas sopra, ma era un brand che ci forniva soltanto dei template già fatti, delle maglie da catalogo, mentre con iSport abbiamo proprio uno studio della maglia del Cagliari, cosa che prima non c'era. Seconda cosa, abbiamo la fortuna per alcuni o la sfortuna per altri, dipende dai punti di vista, che iSport, essendo un'azienda sarda, vuole puntare sul fattore tradizione e sardità. È una cosa che si nota molto sulle maglie che abbiamo visto fino adesso. Per alcuni potrebbe essere un pregio, per altri un difetto. Secondo me si sta sulla linea di mezzo, perché non bisogna eccedere nel rendere tradizionale una cosa, perché si rischia poi di farla diventare stantia, di farla diventare sempre la solita cosa senza mai un briciolo di cambiamento. Il cambiamento deve essere sempre ben accetto, si può sbagliare, però si deve anche provare a cambiare, perché non si può rimanere sempre sui stessi binari. Io infatti apprezzai tantissimo il modo in cui ha usato Adidas il primo anno, facendo quella maglia secondo me bellissima, rosso-blu con le maniche bianche. Quindi per il momento promossa a pieni voti, veramente tutte e tre. Adesso aspettiamo la terza maglia che ahimè non so quando uscirà, spero il prima possibile, però sono molto molto curioso di vederla e sono molto curioso anche di sapere voi cosa ne pensate delle maglie che hanno presentato. Vi piacciono? Non vi piacciono? Si poteva fare meglio, peggio? Fatemi sapere la vostra qua sotto. E detto questo, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!